Vincere aiuta a vincere, porta entusiasmo, l'arma in più per il rush finale del campionato vissuto tra bassi e alti in questa stagione. Vincere per puntare in alto e blindare o difendere la zona playoff, perché ne mancano sempre meno e non si può più sbagliare, ed entrambe vogliono allungare la propria stagione. Amici di Sportissili, da parte di Luca Buccieri, benvenuti agli Emiri, buon pomeriggio. Questo è Futsal Emiri, Oratorio San Vincenzo dei Paoli, sfida valida per la 19ª giornata di Serie C2 girone A di futsal. Come detto, una sfida molto importante per entrambe le compagini per cercare di rimanere aggrappati alla zona playoff. Chi difenderla come l'Oratorio San Vincenzo dei Paoli, chi invece come il Futsal Emiri che vuole assolutamente far parte di questo trenino di squadre che lotteranno per la promozione. Andiamo subito a vedere gli uomini che si sfideranno questo pomeriggio, partendo da il Futsal Emiri, che questo pomeriggio giocherà con una maglia nera con inserti fucsia, squadra allenata da Mister Rappa, con Rinicella, Ceramitaro, Rappa, Pecoraro, Guglielmini, Parisi, Arcilesi, Sciacca, Furia, Naccari e Pera. Risponde l'Oratorio San Vincenzo dei Paoli di Mister Cigè con Prestigiacomo, Di Modica, Parisi, Aprile, Catanzaro, Russo, Stefano, Di Mariano, Liga, Cernigliaro, La Grassa, Faraci e Vincenzo Russo. Tutto pronto agli ordini del direttore di gara Marco Fiorino di Palermo. Il primo pallone verrà giocato dagli Emiri, quindi non ci resta che attendere il fischio d'inizio per questa sfida, che, come detto, è importantissimo in ottica classifica. Inizia il match con il primo pallone gestito dagli Emiri. Giro palla con Capitan Rappa che scambia con Naccari. Ancora Rappa, il pallone per Pecoraro, che viene fermato con un fallo da Di Modica. Per il direttore di gara Fiorino non ci sono dubbi, e quindi subito Naccari sul pallone. Rappa, il pallone ancora per Pecoraro, che ci prova a recuperare il pallone dell'Oratorio San Vincenzo. Il tiro che finisce a largo di Stefano Russo. Primo tentativo, seppur largo, dell'Oratorio San Vincenzo, che vuole subito cercare di dettare il ritmo. Naccari, non è messo Rappa. Furia, ancora il pallone verso Naccari, che sbaglia sul passaggio del compagno di squadra. Liga, pallone per Russo, si cambia dall'altro lato verso Di Modica, scambiano i due. Ancora il pallone a sinistra, dove Russo viene fermato. Russo per Capitan Liga. Di Modica prova a cercare il pallone al centro, ma viene fermato, e allora possono ripartire gli Emiri con Pecoraro, che scambia con Capitan Rappa. Ancora Pecoraro, vede vicino e dà pallone a Furia. Rappa, Pecoraro tiene il pallone su Di Modica, pallone messo al centro. Naccari, per poco non arriva il vantaggio degli Emiri, con Naccari che riesce a trovare il piattone, ma si oppone Prestigiacomo, e quindi calcio d'angolo con il pallone nei piedi di Furia. Rappa, il tiro ancora di Naccari, ancora Prestigiacomo, e poi la palla che finisce sull'incrocio, pallone che si spegne sul fondo, con Prestigiacomo che aveva toccato involontariamente al volto Pecoraro. Si riprende con Prestigiacomo che dà la palla a Di Modica. Pallone per Liga, ancora Russo dall'altro lato, subito a cercare Di Modica. Gira palla, Liga, ancora
Liga, si fa vedere Russo, Di Modica. Ancora il pallone per Di Modica, fraseggio veloce, però il pallone non riesce ad arrivare a Capitan Liga con la rimessa laterale per gli Emiri con Naccari. Pallone per Capitan Rappa. Rappa si fa vedere subito Furia. Naccari, ancora Furia. Pallone per Pecoraro, marcato da Di Modica. Naccari non riesce a tenerla, allora l'Oratorio San Vincenzo ha la possibilità di ripartire, ma Naccari, dopo aver perso il pallone, si rimbocca le maniche, riesce a strapparla a Catanzaro, che poi riesce anche a prendere la rimessa laterale con Liga che si occupa della battuta. Il pallone da Di Modica di nuovo a Liga. Liga prova la conclusione. Nulla per l'Oratorio San Vincenzo, nessuna preoccupazione per Rinicella. Naccari, può ripartire la squadra di mister Rappa con appunto Capitano e Rappa sul pallone. Intanto piove qui agli Emiri. Naccari prova l'inserimento per Furia, che però non riesce ad arrivare col pallone che si spegne sul fondo. Subito la battuta di Prestigiacomo che scambia con Liga. Di Modica va nuovamente da Liga. Russo prova l'inserimento a cercare Catanzaro, non riesce. Il pallone termina nuovamente sul fondo. Primi minuti di gioco ovviamente con le due squadre che cercano degli spazi, si stanno studiando per cercare di farsi male. Rappa, Naccari, Pecoraro, ancora Naccari, cerca il movimento dei suoi, l'unico ad assecondarlo è Furia, però il pallone termina rimessa laterale. Di Modica prova l'inserimento sul secondo palo di Catanzaro, viene chiusa dalla difesa degli Emiri e allora è Di Modica a interessarsi della battuta. Liga, Russo di punta, poi arriva ancora Di Modica, vengono salvati gli Emiri da Rinicella, ma non solo. Una grandissima occasione per l'Oratorio San Vincenzo che al quinto minuto sfiora il vantaggio. Pecoraro, ancora Pecoraro, tiene il pallone per Rappa che sbaglia la giocata, poi viene pressato, riesce a tenerla. Russo gli dà fastidio, Rinicella è costretto a tenere il pallone. Allora Furia, quindi si impegno, lo scatto di Furia e poi lo ostacola un attimo Catanzaro, non riesce a trovare poi il tempo Furia per ritornare sul pallone. Russo, ancora Russo, va giù Furia e qua sì che c'è la rete del vantaggio con l'Oratorio San Vincenzo che riesce a passare con un rimpallo il vantaggio firmato dal numero 10 Stefano Russo. 1-0 e c'è Furia che si scusa con i suoi per essere scivolato e aver lasciato spazio a Russo per il gol del vantaggio. Costretta a inseguire la squadra di mister Rappa con Pecoraro che sfida Di Modica. E allora ancora per Rappa. Scontro intanto tra Furia e Liga. Si gioca. E ancora Liga. Naccari per Rappa. Pecoraro che deve ancora una volta sfidare Di Modica. Naccari, riesce Catanzaro a fermarlo ed è rimessa laterale per gli Emiri. Pallone per Liga che ci pensa, tira, pallone termina al lato e non impensierisce
Prestigiacomo. Una costruzione di gioco dell'Oratorio San Vincenzo che riesce a passare, come detto, con un gol di Russo che sfrutta la prima e forse anche unica disattenzione di questi primi minuti di Liga per bucare la difesa degli Emiri e trovare la rete. Allora qua ancora Russo, di Modica, Liga, il pallone a cercare col taglio di Catanzaro. Non riesce Gaetano Catanzaro ad arrivare su questa palla velenosissima con gli Emiri che potevano capitolare nuovamente. E allora è Rappa che scambia con Naccari. Va di nuovo da Capitan Rappa. Pecoraro, vede il movimento di Liga, lo serve, allora Rappa va in appoggio ancora una volta verso Furia, ma non trova la giocata. E allora Liga che sale col pallone al piede, vede Di Modica sulla destra, scambiano ancora i due. E allora il pallone che va a finire a Russo che deve sfidare Naccari. Liga, Pecoraro prova a infastidirlo. Catanzaro, Liga, pallone verso Russo. Solito giro palla per l'Oratorio San Vincenzo con Catanzaro che trova Liga che voleva l'imbucata sul secondo palo per Russo. Questa volta Rappa dice di no. Di Modica. Ancora pallone per Capitan Liga. Verso Russo, Catanzaro è sul secondo palo, ma Pecoraro riesce a prendere il pallone. E allora la giocata di Guglielmini che sfida Liga. Il pallone poi resta lì. Guglielmini, appena entrato, prova a far male all'Oratorio San Vincenzo, preso il posto di Naccari con il quintetto degli Emiri che cambia soltanto con un uomo, mentre si sta preparando ad entrare anche Sciacca. Liga, anzi scusate, Furia, Pecoraro, la conclusione con la deviazione di Prestigiacomo. Qualche piccola protesta per il contatto che ha visto Stefano Russo cadere a terra. Calcio d'angolo ancora con Furia sul pallone. Pallone per Guglielmini carica il destro un po' troppo ed è pallone sul fondo. Allora Russo che sfida Guglielmini mette il piede e fa sul pallone. Ancora Guglielmini con Liga, questa volta che riesce a farla sua. Liga prova a scambiare con Catanzaro, viene fermato e allora gli Emiri hanno la possibilità di ricostruire l'azione offensiva. Pecoraro sbaglia qui il passaggio verso Guglielmini, i due non si sono capiti. Russo, Di Modica, pallone ancora per Liga. Di Modica, Liga prova ad affrontare Sciacca. Russo, Catanzaro, Guglielmini e Rappa riescono a fermare un attimo la giocata. Pecoraro non riesce a tenerle, allora è Liga che prova ancora a tenere il pallone. Allora è Guglielmini con Pecoraro, intanto Guglielmini va a terra sul tocco di Catanzaro. Siamo sempre sul pezzo, non c'entrare. Ci sta, però fallo fischiato dal direttore di gara Fiorino con Sciacca che si occuperà della battuta. Sarà ovviamente uno schema con il numero 13 che prova a calciare direttamente verso la porta dove c'era Guglielmini pronto a deviarla, ma la deviazione del numero 4 dell'Oratorio San Vincenzo Di Modica. Poi il tiro che finisce fuori. Liga scambia sicuramente con Di Modica. Russo, ancora Russo che chiama il movimento di Catanzaro, ma poi la dà a Liga che scambia ancora con Di Modica. Guglielmini lo infastidisce, allora pallone che va di nuovo
a Stefano Russo con Di Modica che la tiene da ultimo uomo. Aiuta! Russo, gioco di gambe, Di Modica, pallone fermato da Rinicella con Sciacca che difende il pallone, Rappa, Guglielmini, può ripartire la squadra di mister Rappa, non riesce con la chiusura di Liga, quasi metà del primo tempo, Oratorio San Vincenzo in vantaggio grazie al gol di Russo. Guglielmini chiama il movimento di Sciacca. Sciacca si scambia proprio la posizione con Guglielmini, poi Rappa, Sciacca, il pallone che termina fuori con una deviazione dell'Oratorio San Vincenzo e quindi calcio d'angolo per gli Emiri con Rappa. Rappa vede Guglielmini, ancora una deviazione e ancora calcio d'angolo, questa volta dall'altro lato. Emiri che stanno costruendo, stanno cercando di trovare il gol del pari. Pecoraro ancora, c'è Sciacca, finta di corpo, ancora Sciacca, pallone che termina di poco al lato. Rappa e Sciacca chiedono la deviazione che secondo il direttore di gara Fiorino non c'è stata, quindi rimessa dal fondo per l'Oratorio San Vincenzo. Liga trova Russo, Catanzaro si prova a farsi vedere, però alla fine Russo è bloccato e non può fare altro che trovare la deviazione. Russo, palla per Liga che cerca il movimento di Catanzaro, Pecoraro trova Guglielmini, pallone che dà l'illusione del gol ma termina al lato di Modica. Liga passa la paura per l'Oratorio San Vincenzo che può costruire per cercare di prendere il largo. Liga, Pecoraro prova a infastidirlo e allora Russo con Catanzaro, ancora Catanzaro con Rappa che lo infastidisce, poi ancora Catanzaro e Guglielmini che si prende un colpo con il direttore di gara Fiorino che fischia la punizione, l'ennesimo fallo in favore dei padroni di casa. Rappa, Guglielmini, Pecoraro, Di Modica, ferma tutto e allora Russo con Rappa che sbraccia, va giù Russo, non c'è niente, anzi rimessa laterale per gli Emiri con lo stesso Capitan Rappa alla battuta. Guglielmini, Sciacca affronta Liga, ancora Sciacca, Pecoraro resta sulle gambe Catanzaro, Sciacca trova la schiena di Capitan Liga, rimessa laterale, subito battuta verso Capitan Rappa. Guglielmini sfida Di Modica, lo supera, Guglielmini va giù e per il direttore di gara non ci sono dubbi, c'è il fallo e il cartellino giallo per Di Modica con Guglielmini che con un gioco di gambe era riuscito a saltare Di Modica e poi si è fatto atterrare. Intanto piccole scaramucce proprio tra Guglielmini e Capitan Liga che lo stuzzica. Guglielmini ci casca, un po' un modo per cercare di deconcentrare il numero 8 che si trova tra i piedi l'occasione di bucare la porta difesa da Prestigiacomo. È Russo che prende tempo proprio davanti il pallone, si compone praticamente la barriera in porta. Guglielmini, Prestigiacomo, Pecoraro ancora incespita sul pallone, allora la dà a Rappa nuovamente per Guglielmini che prova il tiro, non riesce per un pelo Sciacca a infilarsi, forse c'è una deviazione non per il direttore di gara Fiorino, allora il pallone che va da Russo a Catanzaro non riesce nella ripartenza l'Oratorio San Vincenzo a trovare la via del gol, qui costretto a ritornare indietro. Russo scambia con Prestigiacomo, il pallone lungo dove c'era Catanzaro, riesce Guglielmini a metterci il piede, allora è Sciacca che scambia nuovamente con Guglielmini.
Rappa fa fallo su Giuseppe Di Mariano, punizione per l'Oratorio San Vincenzo, 2 volti nuovi in campo, Di Mariano per l'Oratorio San Vincenzo e Pera per gli Emiri, ed è proprio Pera che proverà a infastidire la visuale di Liga. Calcio di punizione, 19 sul cronometro, 1-0 per l'Oratorio San Vincenzo. Liga guarda la porta, calcia! L'errore di Rinicella che regala il raddoppio a Capitan Liga. 2 errori che rischiano di costare veramente cara agli Emiri. Prima quello di Furia sul gol dell'1-0 con lo scivolone del giocatore degli Emiri, e ora questa papera di Rinicella, ed è 2-0, ne approfitta l'Oratorio San Vincenzo. Sciacca con la deviazione, allora è Prestigiacomo che calcia via la paura. Signore, time out! Vai fallo laterale! Ma rinviate il portiere! Ma era fuori, no? Liga tiene il pallone per Russo. Di Mariano vede l'inserimento di Russo, non riesce, e allora possibilità per mister Rappa di rimettere insieme i pezzi, riordinare le idee. 2-0, lo abbiamo detto, per l'Oratorio San Vincenzo, a firma di Non ne ho qua, non ne ho, Dio la Maronna! Russo e Capitan Liga. 2 reti frutto di 2 errori, di 2 disattenzioni degli Emiri, che hanno regalato appunto le 2 reti agli ospiti. Sfortuna, tanta sfortuna per la squadra di mister Rappa, che sta catechizzando i suoi, mentre l'Oratorio San Vincenzo è nuovamente pronto in campo per ricominciare. E se sentite in sottofondo mister Rappa sta chiedendo ai suoi concentrazione, la partita ancora non è finita. Un 2-0 che è venuto così per com'è fa sicuramente male agli Emiri. Rappa, palla per Sciacca, si fa vedere Pera, Sciacca va a cercare Guglielmini che prova in qualche modo a tenere il pallone in campo, come avete sentito anche da mister Rappa, una giocata forzata degli Emiri per cercare lo spazio. Qua sbaglia Di Mariano, Sciacca non trova più il pallone, però riesce a trovare il calcio d'angolo. Perché hanno nuovamente lo schema con Pera che scambia con Guglielmini, pallone calciato e murato da Cernigliaro. Pera ancora per Guglielmini che prova sempre a calciare, si oppone Russo. Guglielmini sempre per Rappa, palla per Sciacca, ancora per Guglielmini. Rappa, il pallone è un po' troppo lungo, fortunatamente c'è Pera che ci mette una pezza. Rappa, Guglielmini, Rappa, vede il movimento di Guglielmini, però scambia con Pera. Guglielmini, Pera 2-1, riapre il discorso Umberto Pera, che trova il gol dell'1-2 con questa volta l'errore, bisogna dirlo, di Liga, che scivola e non riesce a mettere il fisico su Pera, che poi
abilmente con la suola riesce a spostare il pallone per l'1-2 che riapre le speranze per gli Emiri. Ora Sciacca. Guglielmini ancora a cercare Perac, mette il petto Di Mariano, Russo, ancora Di Mariano. Di Mariano, Russo, ancora Russo. Russo che cerca il movimento di Vincenzo Russo, ma mette il fisico Parisi. Sciacca. Stefano Russo, ancora Stefano Russo, Russo cerca sul secondo palo Vincenzo Russo, non riesce, scambio tra Stefano e Vincenzo che non riesce in questo caso e si salvano gli Emiri. Ghiottissima occasione per gli ospiti. Sciacca, il pallone per Parisi, ancora Sciacca e Parisi che scambiano il pallone che allora arriva a Guglielmini. Parisi, c'è Pera accanto, Pera per Parisi, Sciacca, Parisi, il movimento a cercare Pera che viene fermato da Di Mariano. Allora Stefano Russo tiene il pallone ancora in campo, Stefano Russo, il pallone messo al centro, Pera riesce a svirgolarla in calcio d'angolo. Vincenzo Russo, pallone per Stefano Russo, Di Mariano ancora per il numero 29, non riesce a farsi trovare al posto giusto al momento giusto. E Guglielmini che può battere la rimessa laterale per Parisi. Sciacca, Parisi, Guglielmini, Parisi, Pera deve sfidare Di Mariano, però va da Sciacca. Guglielmini ancora a scambiare con Sciacca. Parisi verso Pera che resta sulle gambe, non riesce a sfruttare il passaggio del numero 11. Vincenzo Russo, pallone per Di Mariano, ancora Russo, entrato intanto anche Aprile. Sciacca riesce a trovare la deviazione che spegne la giocata di Cernigliaro. Russo, il pallone calciato, non l'avete visto inquadrato per velocità di esecuzione, calciato alto da Di Mariano, è rimessa dal fondo con Parisi che scambia ancora con Sciacca, pallone per Guglielmini. Sciacca, anzi scusate, Parisi, Pera, nuovamente per Parisi. Parisi allunga, frenando quella che sarebbe stata la conclusione della mezzaluna verso Pera. Di Mariano, ancora per Russo che scambia con il neo entrato Aprile. Russo, Guglielmini mette il piede, ancora Guglielmini, gioca di suola, tunnel su Di Mariano, poi ancora Guglielmini che prova ancora la giocata. Aprile riesce a mettere il piede, a trovare anche la deviazione per la rimessa laterale in favore dell'Oratorio San Vincenzo. E allora Russo ancora a scambiare con Aprile, Russo non riesce a inserirsi. Cernigliaro, Parisi mette gambe e fisico contro il numero 17 che di stazza è inferiore al numero 11 Di Mariano. Ancora palla per Vincenzo Russo che vede il movimento di Aprile, però scambia con Di Mariano. Ancora Aprile, Cernigliaro si fa vedere la palla, però va a Di Mariano. Ancora Aprile proprio verso Cernigliaro, l'avevamo chiamato poc'anzi. Prova la giocata su Sciacca, attenzione perché Russo riesce a far sul pallone e poi Sciacca mette il piede. Poco meno di 2 minuti al termine della prima frazione. Aprile calcia al lato
Sciacca lascia il campo per Capitan Rappa, Guglielmini, Parisi, Pera, pallone ancora per Guglielmini, giro palla verso il capitano, Guglielmini che sfida Di Mariano, giro palla per cercare spazio e movimento, Guglielmini non riesce a trovare qui la giocata, ancora il pallone messo al centro con deviazione sulla conclusione dell'oratorio. Poi prova Di Mariano al volo, la palla torna fortunatamente verso Cernigliaro che non può nulla. Rappa, Parisi, Rappa ancora, vede il movimento di Pera e lo serve, ti fa vedere anche in basso, non inquadrato Guglielmini, infatti il pallone arriva proprio al numero 8. Rappa cerca il movimento di Parisi, lo guarda ma non lo serve perché vicino a lui c'è Pera. Ora sì che il pallone arriva a Parisi, Rappa vede il movimento di Pera, spinto quel tanto che basta da Di Mariano per non permettere di intervenire sul pallone, ed è proprio Di Mariano che riceve il pallone da Prestigiacomo. Di Mariano, Aprile, vedi il movimento di Russo e non lo serve perché preferisce andare su Cernigliaro. Cernigliaro sfida Parisi che fa fallo, calcio di punizione, batte subito Cernigliaro, calcia ed è 3-1. Aprile con Cernigliaro che si prende il fallo, batte subito il calcio di punizione, trova impreparata la difesa degli Emiri e buca dalla distanza Rinicella. 3-1 proprio allo scoccare del 30° minuto di gioco. Dai, giochiamo, dai, giochiamo! Rappa deve ricostruire tutto. La squadra di Mister Rappa, Pecoraro laggiù, Di Mariano, Russo a trovare il movimento di Di Mariano, Rinicella, poi ancora Pecoraro, riesce a murare in qualche modo la conclusione e anche a prendere la rimessa dal fondo. Rappa, Guglielmini, Parisi che scambia con Rappa riceve il pallone, prova l'inserimento, qua la conclusione dalla distanza di Mariano che cerca di trovare impreparato Rinicella, ma per il direttore di gara va bene così, finisce il primo tempo con un 3-1 per l'Oratorio San Vincenzo che è più cinico e opportunista, con Russo, Liga e Aprile che siglano le 3 reti dell'Oratorio San Vincenzo ad accorciare le distanze per un attimo, ci aveva pensato Pera. Noi ci fermiamo per qualche istante, ci rivediamo a inizio secondo tempo. Da Sportisili a Mister Boncore. I suoi ragazzi hanno messo grande impegno e grande determinazione, soprattutto nella prima parte del primo tempo, in cui sono riusciti anche a mettere sotto gli avversari fino al momento dell'Eurogol che ha sbloccato il match e che ha messo, diciamo, la situazione in discesa per gli ospiti. Però grande prestazione dei suoi ragazzi. Sì, io nonostante si guarda il risultato, sono contento della prestazione dei ragazzi. Oggi naturalmente incontravamo la prima della classe, dove c'era tanta qualità dall'altro lato, e io ho un gruppo di ragazzi che stiamo facendo un percorso di crescita e vedo una crescita costante nel lavoro e tutto. Oggi, nonostante il risultato, esco forte di questa prestazione che ci serve per affrontare il futuro, e io penso che lavorando così come lavorano questi ragazzi durante la settimana e la domenica con queste prestazioni, io penso che sarà dura incontrarci per gli altri.
I risultati sono sfavorevoli, però è obiettivo che la squadra non molla in nessuna partita e vende sempre cara la pelle. Sì, 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 c'è una squadra giovane, una squadra, figurati che oggi vedere un 2008 in porta, che forse in tutta Italia in eccellenza non esiste, è anche un motivo di orgoglio mio e di questi ragazzi per come lavorano durante la settimana. Sapevamo che avevamo di fronte, con tanta umiltà abbiamo affrontato l'Atletico e niente, infatti ho elogiato i ragazzi là dentro e siamo convinti della prestazione che è stata. Miglioriamo di partita in partita, solo che non c'è più tempo, adesso abbiamo bisogno di fare punti. Sì, come abbiamo detto alla vigilia, ovviamente era importante ripartire bene, ripartire con voglia, ripartire con fame di ritornare alla vittoria. Credo che comunque la prestazione è stata condita pure da questo, perché alla fine, sai, è facile dire la prima contro l'ultima, ma credo che il Lascheri ha giocato la sua onesta partita, ci ha messo tutto. Queste gare devi essere bravo a farle diventare facili. Ci siamo riusciti dopo il vantaggio, dopo il gol dell'1-0, non ci siamo abbassati, abbiamo giocato sempre nella loro metà campo e questo comunque è frutto di determinazione e di voglia. E adesso bisogna continuare a guardarsi bene alle spalle dagli attacchi del Gela che non perde colpi. No, noi dobbiamo guardare a noi stessi. Domenica abbiamo questa partita e si sa, il campionato non deve guardare mai dietro, ma deve guardare sempre gara dopo gara. Domenica ci sarà questa partita che affronteremo come abbiamo affrontato tutte le altre, quindi né più né meno. Dobbiamo mettere tutto quello che mettiamo sempre, tutte le partite, e poi tireremo le somme. Adesso concederà un giorno di riposo ai suoi o sarà subito testa alla prossima partita già da domani? Non c'è da cambiare nulla. Domani i ragazzi hanno un giorno di riposo, riprenderemo martedì come sempre abbiamo fatto, come facciamo tutte le settimane, quindi non c'è da cambiare nulla e c'è solo da continuare a fare quello che stiamo facendo. Tutto pronto per ricominciare con l'Oratorio San Vincenzo in vantaggio per 3-1. Si ricomincia ora il secondo tempo con gli Emiri che cercheranno ovviamente di rimettere in sesto la gara. Russo, tanto spazio, Russo subito, neanche il tempo, pronti via, 15 secondi e Russo fa doppietta ed è 4-1. Dormita colossale degli Emiri e Russo ancora una volta che ne approfitta. 4-1. Ritorno shock per gli Emiri sul terreno di gioco per la seconda frazione. Neanche il tempo di mettersi bene in campo e arriva il gol del 4-1. Ora qui Di Mariano fa fallo su Pecoraro ed è subito anche primo fallo conquistato in questa prima frazione dagli uomini di Mister Rappa, con Parisi che va sul pallone nel tentativo di far male a Prestigiacomo, tra l'altro per gli Emiri, stesso quintetto che ha finito la prima frazione in campo, così come anche per l'Oratorio San Vincenzo. Parisi trova la deviazione di Di Mariano, calcio d'angolo con lo stesso Parisi pronto alla giocata. Pecoraro prova, Liga ancora, rimessa laterale per l'Oratorio San Vincenzo. Liga, Di Mariano, la giocata a cercare Catanzaro, torna indietro ancora da Di Mariano. Russo prova la conclusione, Rappa, Parisi con Catanzaro che prova a dargli fastidio, ancora Rappa con Catanzaro che lo infastidisce e lo lascia lì. Poi Renicello non può fare altro che calciare in rimessa laterale con Guglielmini che chiama
i suoi, cerca di spronare i suoi. Liga, pallone per Di Mariano che scambia con Russo, che sbaglia la prima giocata della partita. Dopo più di un'ora di gioco, Russo non riesce nella giocata. Guglielmini che riceve da Parisi, Pecoraro. Ancora Pecoraro, pallone indietro per Guglielmini che scambia con Parisi. Ancora Pecoraro, cerca il movimento di Rappa. Pallone per Pecoraro con Di Marino che prova a dargli fastidio. Rimessa laterale per Iemiri. Pecoraro, Parisi calcia subito con deviazione di Di Mariano che chiede scusa a Prestigiacomo, poteva metterlo in difficoltà. Parisi con Pecoraro, pallone per Guglielmini che finta, poi un'altra finta, pallone per Rappa che carica il destro, poi lo tiene perché Russo ritorna bene a difendere. Guglielmini, pallone per Pecoraro, si sovrappone proprio Guglielmini che incrocia e poi Di Mariano mette il piede, poi attenzione a Russo che prova la giocata, resta a terra Russo con Di Mariano che richiama l'attenzione del direttore di gara che non fischia nulla, però si va a sincerare delle condizioni del numero 10. Attualmente possiamo definirlo match winner della partita, 2 gol importanti i suoi, quello che ha aperto le danze nel primo tempo e poi nel secondo si è ripetuto dopo appena 15 secondi dall'inizio della seconda frazione. Guglielmini, la giocata ancora con Pecoraro, Rappa si fa vedere, va a Parisi, Guglielmini ancora scambia con Parisi, Prestigiacomo va in rimessa laterale, Pecoraro, Guglielmini prova la giocata, suola il controllo, Pecoraro si oppone ancora a Russo, Parisi per Rappa, prova a mettere un attimo ordine il capitano con Guglielmini che scambia con Parisi. Rappa di fisico difende su Liga, Pecoraro sulle gambe in 2 con Di Mariano e Catanzaro che non fanno trovare lo spazio per la giocata di Pecoraro che sbaglia, rimessa laterale per l'Oratorio San Vincenzo e allora Di Mariano va per Liga che prova la conclusione e si fa trovare pronto sul secondo palo Catanzaro ed è 5-1 per l'Oratorio San Vincenzo che prende il largo. 5-1. Secondo palo c'è sempre Gaetano. Guglielmini giù per fallo di Catanzaro. Parisi, Liga lo affronta, poi il pallone che va per Guglielmini, Pecoraro non riesce, lì c'è la Pecoraro, si complicano la vita nella difesa dell'Oratorio San Vincenzo. Di Mariano che stuzzica anche un poco Pecoraro, Parisi per Pecoraro, pallone che termina al lato. Di Mariano, nessuno sulla palla con Parisi che richiama l'attenzione ai suoi. Catanzaro, salta Guglielmini, ancora Catanzaro che prova a tenere la palla dentro, fallo. Fischiato dal direttore di gara Fiorino. Punizione ancora con Liga sul pallone, vedremo
se cercherà la conclusione come nella prima frazione che ha portato il suo gol con una papera di Rinicello, oppure andrà dal più vicino di Mariano. Liga in piena barriera dove c'era Parisi, ancora Liga trova Russo che non riesce a stoppare, allora c'era Mitaro che ridà il pallone a Russo. Presti Giacomo, Russo, la giocata verso Liga, Guglielmino non arriva, riesce però fortunatamente a salvarsi di Rinicella. Rappa, Catanzaro e Russo a chiuderli. Parisi, Ciara Mitaro, pallone per Rappa con Russo che difende, ancora Russo che prova a fermare Rappa, il pallone è giocato sul pallone di Mariano, Parisi fa fallo, Parisi va a prendersi il giallo. Parisi l'ultimo non c'è più a 5. Di Mariano che ha steso Parisi, poi tra i due si è acceso qualcosa, fortunatamente sono arrivati i compagni di squadra che hanno frenato sul nascere qualsiasi tentativo di scaramuccia, però fallo che fa discutere le due panchine. Andiamo a fare gol, dai! Sul pallone Russo si allarga Di Mariano, Catanzaro a sinistra e Liga sul secondo palo a destra. Quindi ce la chiama Ciaramitaro il palo. Guglielmini che difende su Liga. Russo, pallone per Catanzaro che non riesce nel controllo. Rimessa laterale al 10° della seconda frazione. Ciaramitaro, Rappa, Guglielmini, ancora per Parisi. Ciaramitaro, Rappa, giro palla insistito Guglielmini per cercare spazio, per cercare un corridoio che in questo caso viene trovato verso Rappa con Russo che difende di fisico. Riesce a trovare la rimessa Presti Giacomo. Liga, solito copione con Liga che scambierà sicuramente con Di Mariano, infatti. Pallone per Russo che sfida Ciaramitaro. Russo, Rinicella mette il piede, poi Parisi, Rappa, ancora il numero 11 Parisi che vede il movimento di Ciaramitaro ma non lo serve. Rappa per Guglielmini che cerca il movimento di Ciaramitaro. Guglielmini, Rappa, pallone che resta lì, ancora Guglielmini, trova Ciaramitaro, gioca con la suola, con una giocata a metà strada tra la conclusione e il pallone messo al centro verso il secondo palo. Non riesce nessuno dei due, con l'Oratorio San Vincenzo che ha la possibilità di costruire con Liga che prova a trovare Catanzaro. Si salvano ancora gli Emiri. Ciaramitaro non riesce a tenerla in campo, però il pallone, la rimessa è proprio per gli Emiri con Naccari che rientra in campo dopo una prima frazione gioco terminata proprio all'inizio. Liga scivola, Guglielmini 3 contro 3. Ciaramitaro, scusate, riesce a mettere il piede di Mariano ed è calcio d'angolo. Ciaramitaro vede l'inserimento di Rappa, stoppa perfettamente Rappa. Guglielmini può caricare il destro, Catanzaro la fa sua e allora Catanzaro ha la possibilità di ripartire 2 contro 2. Catanzaro, Rinicella, ancora Catanzaro, il pallone per Liga, trova Russo, il pallone sul
fondo ed è calcio d'angolo. Russo, Liga, Naccari, mette la gamba, Russo, pallone ancora per Capitan Liga, Di Mariano non riesce, era sbilanciato, i due non si intendono, Rappa ha la possibilità quindi di fare ripartire gli emiri con Guglielmini, Naccari di fisico su Liga, Naccari, pallone per Ciaramitaro si oppone, sempre Catanzaro, pallone indietro per Rappa che voleva tirare, lo ha fatto capire a Ciaramitaro, Guglielmini di punta e mette la mano Prestigiacomo, calcio d'angolo, ancora un'altra occasione per gli emiri, Naccari, Di Mariano, Naccari si salva l'oratorio San Vincenzo, Prestigiacomo voleva la giocata lunga, Catanzaro va da Liga in due a pressare, Catanzaro scambia ancora con Liga, ancora Catanzaro, muro di Rappa, pallone per Ciaramitaro, ancora Catanzaro che va sul pallone, poi è Liga che non riesce a difenderla con Ciaramitaro e Rappa che lo chiudono bene, Naccari di fisico, Guglielmini 5-2, ci credono gli emiri, ci crede la squadra di mister Rappa. Guglielmini, come fatto da Pera nella prima frazione, prova a dare la scossa ai suoi, 5-2. Di Mariano, Catanzaro, ancora Di Mariano per Liga, il pallone verso Russo che non riesce nella giocata, Liga, Di Mariano, Liga ha l'opportunità di siglare la doppietta personale, ma Prinicella chiude le gambe, non fa passare il pallone, salva gli emiri, poi il pallone con la giocata di Rappa verso Ciaramitaro che non riesce, rimessa laterale per l'oratorio San Vincenzo. Pallone lungo per il Russo che non riesce nella giocata, Ciaramitaro, Naccari per Rappa, pallone ancora per Rappa con la deviazione di Russo ed è 3-5. Sfortunato qui Russo che si fa prendere in controtempo dalla giocata di Rappa ed è 3-5. Un quarto d'ora al termine e sarà sicuramente un quarto d'ora di fuoco. Liga, la giocata con Naccari e alla fine è Vincenzo Russo ad andare a terra sul fallo di Ciaramitaro. Liga prova a innervosire Naccari, voleva la distanza Liga, parlano a distanza i due, con Fiorino, direttore di gara, vicino. Liga calcia addirittura verso la porta, Ciaramitaro, Rappa ancora verso Naccari di fisico difende, Ciaramitaro, sciacca, Rappa di tacco, Catanzaro riesce addirittura anche a trovare la deviazione per la rimessa laterale biancazzurra. Cernigliaro, ancora Cernigliaro trova Catanzaro, Cernigliaro, ancora verso Catanzaro, Russo
Cernigliaro, punta di gambe su Naccari che non guarda il pallone, lo guarda negli occhi. Russo, punizione. È giallo per Sciacca. Vincenzo. Stefano Russo sul pallone con Ciaramitaro che si mette davanti la palla per evitare che il numero 10 possa calciare subito verso la porta difesa da Rinicella. Resta in barriera Naccari, sul palo Ciaramitaro, sull'altro Sciacca. Russo e pallone che termina ampiamente al lato, si salvano gli Emiri. Rappa. Ancora la giocata verso Ciaramitaro che trova Naccari, che sfida Russo. Ancora Naccari. Rappa, Sciacca. Ancora Rappa. Pallone per Ciaramitaro. Nuovamente da Capitan Rappa che chiama il movimento di Naccari. Sciacca mette il piede Russo. Rimessa laterale. Sciacca. Gira ancora verso Rappa con Cernigliaro che prova a infastidirlo. Naccari. Ciaramitaro. Sciacca. Ancora Sciacca. Sciacca! Pallone che termina al lato. Prestigiacomo. Prova Cernigliaro, la giocata personale non riesce. È ammonito Cernigliaro per non essersi allontanato dal punto di battuta. Intelligentemente Sciacca calcia il pallone di sopra. Naccari. Rappa. Sbaglia Ciaramitaro, riesce forse a tenere il pallone in campo. Fiorino dall'altro lato del campo non è d'accordo e si sente tutto il disappunto del pubblico e ridà il pallone Russo sportivamente, sapendo che il pallone non è uscito. Applausi per il numero 10 bianco-azzurro, Naccari. Si riparte ancora Naccari con Russo che prova a dargli fastidio. Ciaramitaro, Rappa, il pallone che resta in campo. Sciacca, ancora Russo, ancora Catanzaro, il pallone che resta lì. Russo, Rappa, il pallone che va quindi verso Rinicella che può tenerla in tranquillità. Sciacca prova con una finta di corpo a ingannare Catanzaro, poi il pallone che termina fuori, termina al lato. La rimessa laterale per gli Emiri che possono costruire con Rappa. Cernigliaro che infastidisce subito Ciaramitaro che perde il pallone. E allora è Russo che scambia con Catanzaro, il pallone sempre per Cernigliaro da sinistra a destra. Ancora Cernigliaro che prova ad accentrarsi. Cernigliaro murato da Ciaramitaro che ora può ripartire in due e c'è il fallo su Ciaramitaro. Calcio di punizione. Rientra in campo Guglielmini, rientra in campo anche Aprile. Proprio Guglielmini che prende subito il pallone. Guglielmini, pallone fuori di poco in velocità. Giocata con inserimento del numero 8 degli Emiri che per poco non trova la doppietta personale. Prestigiacomo ha l'occasione di andare lontano per Russo, scambia con Cernigliaro, alza la testa e vede l'altro Russo. Ancora Cernigliaro di fisico, Ciaramitaro saltato, poi ancora Cernigliaro che si lascia ingolosire. Calcio di punizione per fallo di Guglielmini. Vincenzo Russo, pallone per Aprile. Stefano Russo,
ancora Russo che prova a sfidare Naccari, attenzione alla giocata con Pera che però capisce tutto, riesce a mettere la gamba. Aprile prova la giocata verso Russo che non riesce a trovare il pallone, viene Ciaramitaro che riparte da Naccari per Guglielmini. Naccari che riceve nuovamente il pallone da Ciaramitaro. Guglielmini, Ciaramitaro, Pera prende il colpo da Aprile e calcio di punizione. Guglielmini, Naccari, messa laterale. Naccari, Guglielmini, Ciaramitaro ancora per Naccari, incrocia con Pera che riceve la palla a destra, ancora Naccari che però non riesce ad arrivare in questo caso sulla palla. Aprile, Russo, pallone verso Cernigliaro che alza la testa, vede il movimento proprio di Aprile, Naccari riesce a deviarla, ancora Aprile, pallone verso Russo, Russo con Guglielmini che mette il piede, ancora Russo che riesce a fermare la giocata di Guglielmini, Russo, Aprile, pallone che resta lì, Russo, Vincenzo Russo, Russo prova la giocata ed è ancora una volta Ciaramitaro ad opporsi alla giocata e time out che viene chiamato dal Oratorio San Vincenzo per cercare un attimo di rimettere insieme le giocate degli ultimi istanti, per cercare di trovare in qualche modo la via del gol che quando mancano poco meno di 5 minuti al termine del match potrebbe significare tanto per la sfida. Mister Cicero catechizza i suoi, come Mister Rappa dall'altro lato cerca di dire ai suoi uomini quelle che possono essere le giocate da tentare per rimettersi in partita. Un gol che cambierebbe tutto per il finale. Si riparte con Russo sul pallone, non lo vedete inquadrato, calcio d'angolo, Russo, pallone verso Aprile, Aprile, Naccari ci mette il piede, Pera, pallone per Guglielmini, Guglielmini di suola, Guglielmini, Prestigiacomo, ancora una volta mette il piede e mette in calcio d'angolo, Naccari prova a stoppare la giocata, Naccari, palo, ma che giocata di Naccari che stava trovando il gol del pomeriggio. Si salva l'Oratorio San Vincenzo, allora Russo può ripartire, c'è Cernigliaro vicino, scambia proprio con lui, Cernigliaro prova la giocata, salta subito Guglielmini, Russo ancora per Pera che allontana e trova Guglielmini, attenzione qui Russo che interviene con un gioco forse pericoloso, Ciaramitaro forse con deviazione di Prestigiacomo, confermato, ancora il pallone fuori per Naccari, Guglielmini scambia nuovamente con Naccari, c'è Ciaramitaro in basso, ancora Naccari, Pera, Naccari, Guglielmini cercano lo spazio gli uomini di Mister Rappa, Pera va da Ciaramitaro a sinistra, ancora Pera, a destra c'è Guglielmini, Naccari di petto, prova la giocata, si inserisce Ciaramitaro, il pallone che non esce, invece sì, rimessa laterale, e qua reazione di Ciaramitaro che si salva, poteva essere anche di un altro colore il cartellino, nervosismo in campo tra gli uomini di Mister Rappa. Russo, pallone messo lungo per Stefano Russo, il pallone che arriva tranquillamente nelle mani di Rinicella, va lungo per Guglielmini che riesce a tenere il pallone in campo su
pressing di Cernigliaro, Russo, Aprile, Stefano Russo, il movimento di Aprile con Guglielmini che se lo era perso un attimo. Guglielmini, 2 al termine, Pecoraro, Russo mette il piede, Pera, Naccari, Guglielmini, Cernigliaro lo sfida, Naccari, Pecoraro con deviazione, sarà calcio d'angolo. Pera sul pallone, pallone messo fuori per Naccari, il pallone che resta lì. Prestigiacomo riesce ad arpionarla tra le gambe, Russo, Pecoraro, Russo calcia via, pallone verso Stefano Russo, Russo ritorna Guglielmini, un salvataggio importantissimo del numero 8 che mette una pezza e soprattutto ferma una ripartenza pericolosissima di Mariano. Russo prova il movimento al centro, Guglielmini riesce nella giocata facendo andare a vuoto Aprile, Guglielmini, Aprile torna e la rimette in rimessa laterale, Guglielmini, Naccari, la conclusione con Prestigiacomo che dice no ed è time out. Ultimo minuto di gioco. Bravo. Time out, l'ultimo per cercare di trovare la via del gol sia da un lato che dall'altro per gli Emiri, per giocare nel tentativo di trovare il pari, e per l'Oratorio San Vincenzo invece per prendere il largo e vivere gli ultimi minuti in più tranquillità. Iniziamo, siamo al 30°. Avete sentito in sottofondo lo scambio tra il direttore di gara Fiorino e Russo, che chiedeva quanto mancasse, e quindi da questo momento partono 2 minuti dei time out più il recupero che verrà detto tra poco dal direttore di gara. Si parte. Rappa, Naccari, ancora Rappa, Guglielmini, Prestigiacomo mette il piede, poi Di Mariano allontana, rimessa dal fondo, ancora per gli Emiri. Prestigiacomo, la giocata lunghissima verso Catanzaro e Emiri che giocano col portiere in movimento. Rappa, Guglielmini, Naccari, Rappa, ancora il movimento di Guglielmini, Pecoraro, Guglielmini, Pera come portiere di movimento. Naccari, Rappa, Pecoraro, c'è la possibilità di dare il pallone a Naccari calcia, Mura, ancora Catanzaro, Naccari, Rappa, Guglielmini scambia con Rappa, giro palla insistente per cercare il buco. Pera, 1 minuto da ora, Rappa, Pecoraro calcia, Naccari di petto, Naccari con Russo, ancora Prestigiacomo, Naccari, il pallone a cercare Rappa,
Pecoraro calcia, Catanzaro dice no. Pera, Pecoraro, ancora per Pera, Pecoraro di esterno destro non riesce. Presti Giacomo alla lunghissima, cercare Russo, mette la testa a Rappa e allora Naccari prova la giocata, Naccari la svirgola, peccato per gli emiri. Catanzaro, non si capiscono Catanzaro e Russo. Guglielmini prova a salire, Guglielmini, Naccari di tacco, Guglielmini, Presti Giacomo, ancora Di Mariano, si allontana Di Mariano, prova la giocata in avanti verso il Russo, non riesce e finisce qui. Dopo 63 minuti l'Oratorio San Vincenzo espugna gli emiri vincendo 5-3 nel segno di Stefano Russo, che sigla una doppietta, gol di Aprile e Catanzaro e anche di Liga. 5 gol dell'Oratorio San Vincenzo, mentre gli emiri rispondono con il gol di Guglielmini, Pera e l'autogol proprio di Russo. 3 punti importantissimi per l'Oratorio San Vincenzo per difendere, per blindare la zona playoff. Da parte di Sportisili un ringraziamento per essere stati con noi. Vi rimandiamo al prossimo match